Oggi con Eia TV si andando a Santo Aingiu, sabidda campidanese di Suzzafarano. In Gunisi si è dato via Emanuela, un'amica che si è accompagnata veri sul loco, a viri i campus e i domus, a conoscere gli amici e straballadores di Suzzafarano. Se già è ribaus, andeu su doi. Saluti, seuso in Sant'Aingiu, questa festa de su Zaffarano. Oggi si accompagna da un'amica, Manuela Aennas, de Bocis de Murriali, che sa da un pacchetto spiegare e guiare in questa de festa, ma fino a de traballo. Intendevo su in direttura Manuela di aver contato un pacchetto di si contai del singizzo di questa festa, come te nasce, come te sta andando innanzi e tutto su conto. Grazie a vosaltros che siete venuti a Sant'Engio oggi, si va di me da piacere a fare questa collaborazione con vosaltros, con gli TV e Voci de Murriali. Poi toccando l'amministrazione comunale a Boffio fai proprio questa mostra in sardo. A Boffio pensai a questa lingua sarda per promuovere su prodotto dell'identità nostra che è su Zaffanao. Ad esempio su Zaffanao è su simbolo di Sant'Engio. E se è fatto giusto a promuovere pure in sa lingua dell'identità. Se uso in noi, in satto, a bodi su Zaffanao, come ti potevi B, e oggi adesso la seconda D della mostra regionale, la 24esima, si fa di me da pregesi contai come su Zaffanao è arrivato lì in vita nostra, si questiona da noi secolo così di Cristo, grazie ai monaci dell'ordine di Santo Basilio, che hanno fraicato su convento di Santa Lucia. Isso su benianta su Medio Oriente, e noi su sa coltivazione di Zaffanao via da già fammata a me in tutto il mondo. A Sant'Engio già in Saras su Zaffanao ha piccato una settimana e fino a mo esti su bantu nostro. Ho studiato architettura, però dopo che hanno usato questa parte sono tornata a lavorare in questa terra come ti va da nonno mio. Poi tu coltivai, tocca a preparare prima il terreno, sanno prima, prantendi questo su che fonti, i prodotti che arricchiscono questa terra, come ti sa va, come ti su visucci. Su Zaffanao di un ciclo produttivo di 4 anni e infatti tocca a duprantai in si stati sul mese di agosto e poi depeus aspettare che florisca in sul mese di ogni santi. Veneuso a mangiare a chizzi, faccio risotto a di dubodì e poi du bottausa a domo e a Meria appena prandio du inghizzausa a dubulì. L'azienda nostra fa parte della DOP Zafferana e Sardegna e grazie a questo riconoscimento potevo vantare la qualità e la bontà del Zaffanao di Sant'Engio in tutta Europa e in tutto il mondo pure. Sia da Pragi, in collaborazione con queste altre biddas che producono su Zaffanao e si aspettava questa mostra. Manuela tenia cose vai e si lasciava un momentetto. Deo dopo approfittavo e mi fai un giro in sabidda e poi andai a mi bere le esposizioni dei produttori. Con occasioni ha pagato su speciali con su Zaffarano de Bocis de Murriali, su giornale in sardo de Sabidda. E fino a altri produttori di queste parti, de vino, casu, meli, arresoias e altre cose belle. E a Puvinas a regionale a Gavino in Conisi, che sa contare questa esperienza a cosa sua con su Zaffarano e su presidio Slow Food. Per raggiungere questo marchio DOP ci ho posto unos cantos annos. Purtroppo non si è riuscito a convincere tutti i produttori, né della vita nostra né delle altre vite che gli antadeppi producono questo prodotto. Non c'è aggregazione, non c'è aiuto da parte delle amministrazioni, se manco vince sei muoio stetti a voi. Esaguravo che dei muoio innanti e gli amministratori di questa vita pure siano più interessati a valorizzare questo prodotto. Non è che noi, essendo presidio slow food, teniamo su questi canali che si permettono di compratori, però sul momento questo dessa DOP
sul marchio del Sadop si ha donato per spago visibilità de varie parti del suo presidio slow food. I giovani, secondo me, si può accostare e chiunque un anziano dona le istruzioni e poi si può dire un pochetto a parte, oppure si può fare le cose in regola, cercando di seguire questo che è il disciplinare del Sadop. Poi sul Zafferano, a sua de forma fuori dalla Sardegna, sia come vendita del bulbus, per esempio, anzi, in sardo può essere più preciso se si narra conca, è un termine un pochetto. Poi c'è sul mercato, c'è questa richiesta, ma esatto, la regione italiana pure, c'è poco da discutere. Tengo questa speranza che i altri produttori pure si rendano conto che, come abbiamo prima, si può differenziare dai altri, ottenere un riconoscimento comunitario, sfruttare il costo. In un altro aposento della mostra è usato via a suo sindaco e suo presidente del Savrolocco, che santi contau del suo concordio della festa. Si offende questa festa, poi ho voluto disturbare del suo tempo umano, però ho fatto girigere in bicicletta a me scampo del Zaffanao e andando bene. Ora c'è penso pure su Sovia e quindi sono contento. E ho cercato di cambiare cercando di decidere spicciocchetti. Noi sono che su Zaffanao è un lavoro individualista e invece sto cercando di fare collettivo è una cosa manna, però cercando di estendere, invece di fare questa tradizione in maniera verticale, cioè babbo, figlio, nepotisi, sto cercando di poi i amici, no? Scompaggiano e fare una cosa un po' più in mano, in maniera che possa fino a arrivare un po' di beneficio. Questa festa è tornata a nascere negli anni 80 e vuol dire di picciocco, di buona volontà, di riguardo del Zaffanao, se non ti posso tornare a Rai a produrre su Zaffanao, per via della cosa si vede crescere, insomma manco 20-30 anni si vede in video, si vede su Zaffanao a livello di giornali di produzione, di coltivazione, per via mancata su figure più importanti. E se figure più importanti diventa il Zaffaranai, diventa vermiedesa che regolando tutto il Zaffarano del bida, lui canta, e andando per i bida si bene. Molto questa figura è a ruta, a Susanza, di diventare il Zaffarano. E con cosa che sta su Zaffarano diventa bustina nel supermercato. Se tornava a fare questa festa, prima a livello proprio spontaneo, autofinanziata con disegnata, e poi si è interessata all'amministrazione comunale di Insasa e si cresce. Si cresce uno commenti non scende numericamente, ma di importanza, e diventa un punto di riferimento. Il riferimento non scende in zona, a livello cresce, e c'è anticriti certo giovani, antitorravo a produrre questa farao, a moda antica sempre, e sempre con sulle lame, cioè proprio con pratiche antiche, sempre con usanza dei cereali vicini a Dubodì e Olimpiai, e tornata a Bellavello, usanza deve usare in cucina, è una cosa importante, produce e do bene, chiaramente, e do sai. Manuela ha dispacciato sa cosa vai, ed è tornata anche noso. In pari si è andato a gattare questa femmina di Santa Ingio che è bella meda a riccamenni. S'accontava commenti ad imparare e su chi vuole di imparare issa ai giovani di Santo Ingio, pochi pozza a seguire questo bello connotto di Sabilla. Sono di Santo Engio, mi chiamo Chiara Azzori, tengo 3 fratelli, mamma e babbo, fonti mortos, e ho imparato un nome signora di Nagaria, una signora che sa di, cioè viaggio 30 di sforrato, ogni mese 30 picciocchetti a riccamento. E quindi devo via una despromanigiata che dove via e poi esatto pittias a ricamare a mano. Poi ho proseguito questo mestiere che mi è piaciuto e ho cominciato a imparare questo intaglio con questa macchina adesso 1900 su questa macchina. E quindi avevo poi idea i disegni, faccio, preparo tutti i disegni da conca mia, mostra specializzazione mia, oltre al intaglio, punti i squadros, avevo tutta a macchina e a mano tutto un tagliato. Poi avevo cominciato a fare, traballare soro.
Con Soro mi ho una più soddisfazione, in senso che è una cosa bellissima. Oltre ai gusti, desiderato di fare sul zafferano pure, frode sul zafferano pure, cuisina del sul zafferano, tutti oro, che è bellissima. Sa gente piace meda, sei disposta a insegnare, a fare via sa gente come si fa, di tante vero su vedi, meda gente può bidere ballente questo oro nareuso. Siamo sempre in questa ricerca di imparare spicciocchedes, infatti di dentro pure spicciocchedes di 6-7 anni e poi dopo cominciare pure a insegnare, a fare insegnamento per la terza età, nareuso, gente meistas, dottoressas, insomma. Ponosu puru est arribada a Sore Papai, ca già is in Minesciti. In Sandusu ses andaus a uno dei ristoranti storici de Sabid, Santa Lucia, a tastai cosa buona con dia zaffarano. Su zaffanao de Bidda è un zaffanao unico in tutta la Sardegna. E questo zaffanao crea da questo colore giallo che vedete, questo capori. Questi scrugugioni, benti cotto già in sacqua con questo zaffanao e benti condiso con un pezzo di brocco e cipolla. È un prodotto poco povero di questa nostra tradizione. Tendi di meta bello che si intende proprio sul sapore sul zaffanao. Sul sapore predominante è in tre su crucugione e sarrescotto. Però sul zaffanao dico parli di bene sul sapore, anzi di creata proprio un bello capore, un bello sapore. Vai di piacere sempre che Sant'Uengo è connota con sul zaffanao, noso do produceus, do preparaus, do codeus e do nostro prodotto finito. Oltre a questo prato, che è uno dei stanti, ne faccio su medatros. E vunti tutto da base di zaffanao. Partendo già da questa pezza, condita con zaffanao, a su pisci con zaffanao. In su pastificio si produce pure altri drucci si fanno con zaffanao, anicinus, eccetera, eccetera. Su zaffanao in Bidda non è che cresce in ogni terra allo stesso modo, c'è a terra più bella e a terra più mavas. Non un mio candidato già in mezzo terra, affittata in terra, a stato non un mio, proprio per fare su zaffanao, poi questa naranta, che questa terra viene proprio bella, sta più bella per fare zaffanao. E noi, già da 40 anni, continuiamo a coltivare sempre su zaffanao come. E già i scurichendi, ma cudeus ancora si fa una bella vastillata, in mezzo ai sagenti in festa e avere sparadas des produttori de su zaffarano, sempre arregionenti con issus. Oggi è una bella di groffo, del zaffanao. Dopo su resuscitati finalmente Gesù Cristo si è fatto proi, è arrivato a sacqua e io ci sono su seguendo il zaffanao. E poi ancora vago a Passillo prima di andare ad Omu di questa amica sant'Engesa, a un di esso a conoscere amico nos che santa contare tutte le fasi del suo traballo del suo zaffarano. Questo mengiato io sono andata in campagna e ho voluto le storie del suo zaffanao, dove ho posto su mesi scatterdos e dove ho portato a domo. Ho arrivato a domo, dove ho portato su mesa e poi dove ho più pulì. Pulì ti ho inai, dove ho più overri, 10. Allora, di bocca questo tre pistillos arrubios che vanno sul zafferano vero e proprio. Di segauso questa parte 10, da buone sono un piattino, in due pratticello. E la salsa andare su vrori 10 bullio. Buone in successo e ci dovrò portare in campagna. Questo dopo in campagna poi i anziani usanti nao che è un atto propiziatorio possanno che succede. Poi vai o abbondanti fioriture sanno dopo. Dopo vedevo questa vediatura, cioè di buono solo di via a sovrare sul zaffanao, che è conservanti naturali. Da che ho fatto questa pratica, dopo ne asciugai mendo a mese e lo lasciavo tutto stanotte a loro del suo fuoco. Lo lasciavo su casa mangiavo, di dopo deus vote già asciugo e dopo vedevo questa vediatura. Questa vediatura te consiste, si piega sul zaffanao già asciugato, lo lasciavo tutto stanotte in pizzo della mesa accanto al suo fuoco, con il suo fuoco a lutto e poi su casa mangiato controllavo che è ben asciugo, di dopo deus e dopo ne un botto di liauna. Serrao
e che parli bei fresco e poi a su scuro, a su scurio. Dopo dove sto sta in goi, con sua barra tranquillo, quando si sreve poco giai e fate un'altra cosa e non in Sangavino. Du poneo questo zafanao pistilloso, lo poneo in due roghi di paperi. Carta forno, papere straccio, su che io lese. Du callentavo a gugliera, bei callenti su fuoco e du vadeuso e du passavo 10 in pizzo su su paperi. E du vadeuso ma tiriao e du tiriao, si narda sta tiriatura. A Savini noi ponevo questo zafanao in due botticello e di utilizzavo tranquillamente quando devo cucinare. Come assessore a Sallaurera e come amministrazione, noi teniamo l'obiettivo di completare il censimento delle terre delle proprietà del suo comune. E uno di questi obiettivi appunto è concedere queste terre ai giovani imprenditori che si accostati all'agricoltura e alla coltivazione di questa terra, delle piante condimentari e del zafanao, che è l'emblema della vita nostra. Siamo contenti pure come amministrazione per la risposta che ottengo degli agricoltori e dei produttori. Infatti noi siamo obiendo un'abitazione di Sant'Uingio, abbiamo avuto gli impianti e preparando su zafanao. Siamo arrivati a Saccabu de Gustadì, in Sant'Aingiu, e ho girato, questionato, papao. Stavo su Zaffarano, sempre ben accompagnato da Emanuela, che sa di guiare in questa avventura, Nareuso, e siamo ormai a serrata di questo speciale degli TV per su Zaffarano in Sant'Uengio. Intanto Emanuela, come ti sei andato oggi? Ma penso che questa vita possa essere pregiata di questa che ho passato, questa 24esima mostra regionale di Zaffanao. Manca il suo tempo sono fia da Bellumeta, gente intervenuta a Meta, sa gente fia da pregiata, adesso qui a Paricciao a Canno, su chi si ollo contai o accabai questa diti, è una tradizione che tenevo su noi in vita nostra, questo Zaffanao che è si incinge da noi e sa di Santa Lucia oinai su regi de meseidas iaia mia via da una zaffaranaia via da una femmina che è andata in giro per la Sardegna bene su Zaffanao e mi contata sempre di questa tradizione di quando tocca a incingere su Zaffanao si fa una minestra in questa tisi e intanto si vede che su Zaffanao è vestito bello o non è vestito bello ma adesso è vestito bello o canno pure come tutti sanno su questa tradizione nostra. E intanto grazie a Manuela, grazie a tutti, grazie a Sabida de Sant'Uingio, questa bella tradizione del Zaffarano e si tornerà a vedere altra volta.